va bene, anche capite? Metto due tavole separate. Va bene. Come sono curiosa sti capone che sono venuti che stanno. Mi sto facendo un sacco di risa. Ieri sera a moglie si appiccica con marito perché sarà di tardi e stanotte hanno dormito di pizza. Mo' e dite che manca a tavolo, poveretta. E la figliola? Chi è? Non c'è nessuno. Ma volete? Michele, il traso. E c'è un pazzo? No, traso. E così a dove sta? Così mostra sta almeno in salotto, un coppo di vana. Coppo di vana. E perché? E perché ieri sera sono dilettanti e si appiccica la moglie. E essa si curetta insieme alla figlia e sta dormendo. Ah, ma quella vecchia è terribile, sa vita. Ma come sai che sposato, si costa che diavolo, e femmina non ce ne steve più. Bella mia, così sa scusare per denaro, che le portai 400.000 lire d'oro. Ah, ora capisco, la vecchia è ricca. Ma che ne fa di denaro? Che ne sono 3 persone. Bella mia, io ci sono volte che per 15, si mangia tutte così. Michele, ma state zitto, perché non fai pigliare? Quando è così, appena affitta chi me l'ha da pagare? Buio o si gusta? Ah, e che cos'è questa cosa? Io gli ho proposto la casa, ma sono loro che ci sono venuti ad abitare. Te la devono pagare loro, bella mia. Va bene, e allora l'ha ricevuta la tua vostro zio? Non c'è da dubitare, sai? Ma non è affatto per dubitazione, scusate. E quando i padroni miei affittano sta casa, so chi che la già rispondere di tutto cosa? E chi che quando tornano vogliono conoscere a me? Ho capito, e non ci pensavo. Io, pare che si dà guarda porto. Sì, viene a casa mia proprio vicino al cancello del giardino in sta casa e quando va a affittare la villeggiatura mi dico mi ha preso a fare tante cose, tanti servizi, a ricette e camere. Ah, perciò state qua. Sì, sì. Guarda posa, bella professione, sembra che scuola con un secchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. A te guarda fosse il caso del cavaliere. Ma che cavaliere, Ignazio Marcavino? Sta al quinto piano e noi sono lo sciere. Se questo per valore locativo. Ho sequestrato il 11 con Pavante al cavaliere delle vie valante. Chi lo sa che non troppo su una grazia e povera frisca e paghettazza. Ma per piacere le tasse, tutti le dobbiamo pagare le tasse, ogni buon cittadino paga le tasse, si sa, Ah, proprietario, è vero, lavora. Matterecci dicendo di aver buttato a Nicole che ti prevengo, se no che ti parte la lavoro. Ma vatto! Ma come va a te ieri sera? Io gli chiamai troppo pacchi che se ricorda fino a che muore. Sì. Ma meno male che siamo attenti per lo viso la gente come morivamo. Se no io lo struppiavo poco. Ah sì? E sette voci che ti? No, che? Poi dopo uno me ne retto. Uno me ne retto. No, uno solo. E i tanto metto in cuore. Basta che lo hai. Quando tu si va così, e ti fa pagazione. A chi tu vai a fare certo così? Lei non ha detto dopo pazzo. Poi, ha scelto tutto quanto, e ce ne scappare tutto quanto fuori.
Guardate, sì, non ha pure niente. No, non lo trovi più, ma meno male, mica lì, vieni un poco e ti faccio trovare le 500 lire che te vorresti dire a Don Nicolino. Mi raccomando, se non fate una volta. Non ci pensare, mi raccomando. Non ci pensare. Non voglia, non mi faccio attrezzare. Io le fui una mattina, tutta le derine, mannaggia la mamma. Mo sente cosa fa a ferrare. Io però una scusa ce l'ho, ma mi avresti sa greca. Mannaggia. Niente, è inutile. A me nessuno mi imbroglia. Si crede che tu sei Napoli un po' fornelle, e chi corre a casa? Ma io attacca tutto, sa? Io lascio e me ne vado. Ieri sera si ritirai quella maniera. Stunate, rimbambite, con una faccia bianca. Non poteva cucchiare però. E se sa, perché io sono femmina che capisco assai. Va a trovare a Doietta, che fui trattenuta, e venite che la maniera. Poi, stavo su. Perché una volta non stavo insieme? Faissene. Quando tu ci addimannasti da ricordo, Isse dicette che non sapeva niente, che non sapeva tosteva. Svergognato, perciò voleva venire sulla Napoli, perciò non lo voleva portare. Signor, fuori c'è stata la femmina che può parlare con Don Felice. Con Don Felice? E chi era? Che si chiama Maria, Strepponi e sta insieme ad una bella figliola. Una bella figliola? E che può merito? Io secondo me c'è da stare in Spagna, perché quando c'è di fanate seriera, che il marito di Don Felice, che sono la madre della sua fidanzata, e ho portato con me anche la ragazza. Tu che dici? Come mia? Sentite proprio così? Proprio così. Infame scellerato, diceva che qualche cosa ci stava sotto. A Napoli non è venuto con le botte, è stata tutta una scusa. Ma io già fingere però, io già sapevo proprio chi è sta donna Maria Strepponi e chi è sta fidanzata. E poi per mamma, non sa che faccia, io dico che sono la sorella, e che tu mi sei nipote, hai capito? E fa la trasita. Signore, prego, accomodatevi da questa parte. Grazie. Buongiorno signora. Buongiorno signora, prego, accomodatevi. Grazie. E voi signora volete parlare con Don Felice? Sì, si sta comodo però. No, in questo momento vedete non può parlare perché stai facendo se ricupio caldo per certi dolori me ne sono venuta al basso ventre stamattina. Come mi dispiace, ma che ne soffre? Sì, da molto tempo, si soffre di appendicite, gastrite, stomatite, pancreatite e prostatite. Però potete parlare con me lo stesso. Forse voi siete la madre. La madre! Io sono la sorella, sì, la sorella più grande, e questa ragazza è come nipote. Brava. Ma prego, accomodatevi. Grazie. Accomodatevi, prego. Ecco qua, signora mia. Si tratta di un matrimonio. Un matrimonio combinato così come si dice, rien mañana. Ieri abbiamo avuto l'onore di conoscere Don Felice, io ho visto mia figlia, le è piaciuta assai. Mia figlia l'ha trovato tanto simpatico e ci siamo subito intesi. Io come madre, figuratevi, un gran dolore a staccarmi da lei. Ma trattandosi di un uomo serio, positivo, sono venuto per combinare e senza perdere tempo per combinare tutto lesto. È sicuro, già, è perché si deve perdere tempo poi. Una volta che mio fratello piace a vostra figlia e vostra figlia piace a mio fratello, si può fare tutto con la massima sollecitudine, con tutta la fretta possibile. Allora voi ne avete piacere? Io, ma mi pare, è stata una cosa che mi ha fatto assai piacere, assai. Non mi potete credere quanto sono contenta. Signor,
Questo Don Felice che voi dite, che cognome tiene? Ah, il cognome, Shosh. Ah, sì. Non è di Napoli, no. È di Rocca. Secca. Perfettamente. È lui, è proprio lui. Signor, abbiate pazienza, favorite un attimo con vostra figlia in quella stanza, che io lo chiamo e lo faccio venire subito. Come volete voi, ma se sta comodo però, se non sta comodo possiamo venire domani. No, è che poi se che ve ne siete andate si potrebbe prendere il collero, no, accomodatevi. Margherita a chiamare lo zio di Ciangella. Mamma no, ma non le fa sapere che è venuta questa signora con la figlia, che le volevo fare una sorpresa. Sicuro che bello. Fare una sorpresa. Sì. Va bene. Allora prego, accomodatevi in quella camera. Grazie. Così la aspettate. Permettete, accomodatevi, prego. In fondo. Hai capito, mo? Vado a chiamare subito le luci e niente. Che se scenderata. Voglio far revuta. Ma questo sono cose nuove, sapete? Madonna, chi l'è giurato e smetta a combinare il tuo matrimonio? Ah, ma niente, non mi fa compassione. Ciò dicevano tutto quanto paese. Donna Concetta, non vi tornate a maritare, che a voi è passato un guaio. Ve ne pentite, e a così è stato. Ah, eccolo, mo sento che succede. Ma come vi sentite? Ma mi sento un poco meglio. Ma capo mi sento tutta stonata. Ma mi resta in una campana. Tu pazzia, io non faccio come sono viva. Se non me la stavo solo là in bocca, non mi sarebbe successo che sa che la moina. Ma perché? Che succede? Sì. Che succede? Stanno buttando tutte le pazze. Io non faccio come arrivare a scappare. Beh, voi che volete da me? Avete una chiamata presso e avete correre là. E mentre stavo andando a fare questa visita, io ci volevo un po' una scorza di limone e gli ho detto sbattere la faccia in fronte alla di una carretta. Non so per quanto non mi sia scattato l'occhio. Guardate qua, guardate. È bravo. Passai me lo vai per uno. Ma la zia non volete sentire in nessuna maniera. Niente, non mi retto tempo e dice che manca una parola. A ieri sera, appena arrivai, mi faccio una cangariata che ieri è arrivata tardi. Poi, signoretta di dalla camera e signoretta Arinda. È vero, rispondi. Sì, signora. Dico bella educazione, vedi? Già, il tuo padre era negoziante e porca, che ne poteva ricavare. Ma Si risponde. A così va di rispondere. Margherita, ma che significa questa maniera? Gigi, fammi rispettare. Ma lasciatemi fare! Ma capisci che oggi quell'uomo è il tuo secondo padre e lo devi rispettare. Ehi, perciò tratta così. Perché pensi che la già rispettata? Se non pensasse a questo. Mi c'è carria. Ma buono, questo può dire mo, perché non ci sono io in casa. E si vuole l'uomo, sta solo. Ah, ma quando io vengo a stabilirmi a Rocca Secca, a Busco, beh, lo vedremo. Gigi, una raulienza che una creatura non tiene educazione. Non vi preoccupate, e gliela imparo io l'educazione. Mamma che sta aspettando Rita a camera. Ha detto che chiede un momento, perché volevo parlare. Me, devo parlare con me. Buio. Ma che va? Sì, prima che veniate. Mi volesse là che per 500 euro che avevo cercato per la macchina. Ma scusa, dove? Questa è una carta di 1000 lire, la vedi? Cambiala e porto fuori questa. Grazie tante, adesso vi porto il resto. Ci porto fuori questa. Sì, ve lo porto. E con voi, signorina, quando vengo al paese faremo i conti. Va bene. Andiamo a vedere mamma che vuole. Avete detto bene, andate a vedere mamma che vuole. Ma a forza di rinnovare ridò zucchero, vi siete innamorato.
l'amore come fera, senza sapere usare, si deve consolare. L'amore come un zucchero, l'amore come fera, senza sapere usare, si deve consolare. Ma che sta succedendo? Andate a vedere mamma che pure è venuto per combinare tutto, per finalizzare tutto, e non può prendere nemmeno un minuto di tempo, lo fa tutto cose, presto, vitto. Mari, Come chi? La madre della nostra fidanzata è venuta per combinare il matrimonio della figlia con voi. Vergognato, traditore, che non facciamo io perché sta a mannare, non voglio fare che ti la figura. Mo paese per la me, mo giriamo per migliore che viene a roba e giriamo paese. E appena arrivato mi hanno chiamato, non sapere l'avvocato, perché mi voglio sbattere. Mamma, non ti voglio vedere più. Si capisce? ma tu che stai dicendo, volessi sapere? Sto dicendo, voleste sapere. Ah, sto dicendo che tu hai messo l'occhio ingoppato da me, ingopperarmi, ma adesso a tuo punto senza governare. Infame, assassino, traditore, e sto mandando, te lo dico in italiano, che, sai che ti dico? Porche! Ma invece sapessi? Che volete sapere? Che sono cose che non si possono credere. Come? Una sorella si mette a combinare il matrimonio? Ma con chi? Con la figlia di Donna Amalia Stepponi. Iato, lo sta aspettando Rita che la camera. Scuola questa faccia! Sì! Donna Amalia Stepponi. Ma che sto... Donna Amalia Stepponi insieme alla figlia e tuoi pazzi. E come posso poi? Povero, a chi lo paga le cicine che sarei entrata a lavoro. Ma sai che faccio? Ma scrivo una bella lettera a Don Carlo direttore, lo faccio per il suo del capo. Sì, con due facchini. Caro Don Carlo, venite subito in mia casa al Villino de Rosa e portate con voi 2 facchini e 4 metri di corda. Fate presto, vi saluto, felice Ciosciabucca. Sì. Signor Carlo Sanguetta, direttore della pensione Stella, Corso Umberto I, Napoli, urgentissimo. Sì. Aspetta, che non sono capace di scassare la porta. Signore, ci portate a ricevuto? Se ne vale più tardi. Ma signore, ma che state facendo? Ma che è? Attaccate, era Non te ne carica, sono cose mie. Tieni a qualcuno che porta un biglietto. Sì, ci posso mandare un marito. Brava, maritata, ma mo proprio. Sì. E va bene, andiamo, provo, ci manda subito. Ma trovo moto, poche ammuine, sarà successo. Va bene Don Carlo, metto in gara questa cosa. A già una lezione a che la caurare patana come richiede. Ma voglio far correre veramente da non sapere l'avvocato. Io vecchio tempo, dai, non mi ha fatto dire una parola. Io la faccia dove. Va bene, ho capito, grazie. Oh, Otello, pure a chi se l'hanno fatto scappare. Ah, eccolo qua. Amico mio, come state? Ancora vi mettete paura di me? E poi l'ho sortuccato, e che diavolo? In verità, a me ieri mi facette piacere assai che voi mi spaventaste, perché vuol dire che la parte la facette poco, naturale. Si capisce? Tanto naturale che me lo facette voi. Ma ieri sera sa pigliare tutto conmigo, perché dice che io lo facette svenire. Io? E che c'entro io?
voi mi mettessero paura. E che già fatto? Da mio fratello ho saputo il vostro indirizzo e sono venuto a servirvi fino a qua. Vi ho portato un palco e 4 biglietti di platea. E chissà, volete far venire amici vostri. Il palco di prospetto, seconda fila, numero 9. Mettetelo qua. Favorite e accostate, che questo che cos'è? Avete ancora paura di me? Ma voi vedete visto come è rimasto impressionato? E beh, domenica prossima faccio a far sentire la Francesca da Rimini. T'amo Francesca! T'amo! È disperato! È l'amore mio! Sentite, sentite, vi voglio presentare la mia signora. Ne avete piacere? È sicuro, ne sarò onoratissimo. Allora favorite in quella stanza, vedete? Io mo vado di là, la vado a prendere e ve la porto. Va Sì. bene. Favorite, favorite. Fate con comodo. Sì, sì, pochi minuti e saremo da voi. E sotto lì, ma chi si rivede capa? Dici una botta del più, Aspetta, aspetta. Niente, mi piace sta città una po' da mulino, sta più comoda, va bene? Avete fatto la roba e siete pronti per partire? Si capisce? Andate un po', vi voglio far partire come richia, vi voglio fare o diretta, a così a Rocca Secca, arrivate giù a Ambres. Vi voglio far vedere chi è sto porco, come è la signora vostra madre. E che so capace voi. Mamma mia, che brutta faccia che ha fatto, che brutto occhio. Ma questa sta scena pazza. Va, quando la dice la mamma, che non ci può essere che per sta roba pizza sua e non mi facesse più il disporre. Io non mi posso muovere perché tengo la rete. Motello, Mario, scusate, Niente! Andate via! Va vattene! Oh! Eccomi qua. Il caso non faccia così, che sto già rimane, ma venire ammazzate, Sì. Signor, un biglietto è stato mannato? Brava! Poi mo ci stanno poco po' parlare con voi. Con me? Sì, Allora sì. prego, favoriti, accomodatevi da questa parte. Caro Don Felice! Ora che sto qua! Oh! Che sera che tu pazzi Don Raffaele, mi facete mettere che la paura. Cosa ha controllato? Io non lo voglio a parte perché lo conosco da tanto tempo, è amico mio e non mi conveniva. Ah, ma lo facete una bella cantoriata però. Sono scherzi che non si fanno. Ma si capisce? Così, chi là tu pazzo lo maggiore. Ma tu voleva... Chi stiamo ascoltando che mi faceva qualche cosa? Lo volevo scassare il violino, il cavolo, lo volevo scassare. Per ne sacci! Voi non potete credere, come sono contento che oggi è risciuto. Sì, io non mi fidavo più questa coppa che la mansione. Si va troppo chiasso, troppo ammuino. No, io voglio stare quieto, calmo, tranquillo. Così ve ne siete andato? Stamattina, zitto, mentre il direttore stava al secondo piano, mi faccio rubare tutta la roba, e me ne sono scappato, senza pagare manco un soldo. Avete fatto buono! Dunque io sono pronto, partiamo per Roma col treno delle 2.55, arriviamo in 9, ce ne andiamo a Cuca, poi domani ci prepariamo tutta la pubblicità, striscioni, manifestini, reclame, bravo. Domenica mattina poi in un'ora, ci mettiamo di correre, e cominciamo a viaggiare. O primo concerto, ora a Parigi, come va pare? Come recita lui? Benissimo, poi ce ne andiamo a Mosca, a Vienna, va bene, quanto ci vuole in mia, ci vuole in mia. Sì, ce lo in giro. Maraviglia! Come hai suonato ora? Si capisce, ma quanto è simpatica! E chiamiamo zitto! Vedi che professura e concertina, Fiorna non sapeva la fa. Pigliai un piano forte
nel paradiso che te la sta. Tutto cambiare la vita, ma voleva divertire. Si da basta che decide e facile casa. Tengo tutto cosa pronto, facete un piacere. Aspettatemi, non è che la stanza, vedete? Io mi vesto e vengo. Là, Lì dentro. Maestro, non mi facete aspettare troppo però. Faccia dice una cosa. In da sta canastella, c'è stanno poche roba a mangiare. Facciamo marare un po' bene. Ma si deve mettere in cerimonia. No, ma non l'ho già accattata. Oggi mi dà la coppa alla pensione, senza che nessuno mi ha visto. Avete fatto buono? Allora dovete andare, maestro. Qua. Dentro questa camera qua, è vero? Aria, via che testa! Benissimo. Mi sta facendo... Tu sai? Ma dillo quando il nuovo direttore va a fare la coppa. Non ne sta attenta, sa fare un po', ne fa scappare, a chi non povero Cecchino ne bottom non ne sa per niente. Prima che si è affidata a mangiare. Una piccola marella. Oh, guardate, chi ne vuoi è pazzo, Però ha tenuto un giudizio e si è potuto mangiare presso. Che sta parlando? E questo dato che la roba è meglio. Ma che sta roba il giorno dopo direttore. No, non tempo sa mia. Statela zitta! Sta venendo un direttore con tutti i maestri Giorgio. Se non state zitta, chi ne l'ha fatto? Aprite, non venire, state dicendo! Che sto dicendo? Hai dato un po' la pallone, avete capito? Statela zitta! E mo sta roba un po' per mettere in taglia dentro. Sì. Oh, mamma mia! Ma che tu stai sbagliando però? Avete visto, mamma? Io vi leggo ritto. Ma io sto vicino anche di tu, state zitti, da mo venga un direttore per voi. E chi è il suo direttore? E chi lo sa? Perché mi avete chiuso la rinda? Se non facciamo un presso per il primo treno! Nella stanza ci sta chiuso nonno. E hai detto facite presso, ma per tipo treno. Ma lei? Noi! Non ve li aprite, per già dicere una cosa! E che dite stai chiuso nella donna? Chi a destra Otello? Otello! Otello, io sì, un rittissimo. Mamma mia, ma che sta succedendo in sta casa? Perché sì, Zitta, non pare che sta restiamo in chiesa. Non ci faccio lasciare. Scappa. Ma giustivate tutte cose. Mo sta canestra arriva a macchina, la mettiamo qua. Statela zitta! Anzi, ma la chiamo direttore con tutti i maestri Giorgio! Non morite! Statela zitta! Capita, Don Felice Sciosciambocca! Chi è? Signore! E allora non mi rompere la capa! I mazzo trasi sempre con voglia! Un maggiore, pure a chi stanno fatti scappare tutto quanto, non ci manca nessuno! Ah, eccolo qua! E non mi mettete a paura, perché ho capito che siete una carogna e non mi posso battere con voi. Mi fate compassione. Ho saputo il vostro indirizzo da un cameriere dell'albergo e sono venuto a chiedervi dove abita quell'amico vostro, quel giornalista, quell'imbecille, quello che mi voleva imparare l'educazione a me. Ieri sera non si è fatta trovare. Ditemi dove sta
dove lo posso trovare? Aspettate, voi forse parlate di quel giovane che si appiccica con cui ieri sera a cui registro Carogno Vigliocco! Perfettamente. Guardate la combinazione, guardate! E chi ne deve venire qua per un affare? Ci tenga appuntamento a mezzogiorno. Facciamo una cosa. Aspettate di intaccare la stanza, la verità. Verità la verità. Appena viene, io poi Ma parlo. perché intaccare la stanza? Scusate. Perché? Che non posso aspettare. Sì, perché può essere che chi appena va via se ne scappa. Invece io... E forse dite bene, avete ragione. Però, vi raccomando, appena lo vedete entrare, mi venite a chiamare. Non vi preoccupate. Favorite, favorite. E questo riesce da giù sulla fitta fredda già fatto. Aprite, la felice! Aprite! State zitta! Dove è il direttore? Ah, mannaggia a chi l'ha allattato! Felice, aprite! Visto vuole essere aperto per forza! Ma ci passate callo un po', eh? Aspetta, aspetta. Voi faccio sta zitta io. Chi è? Sì? Oh, accomodatevi! Oh, il direttore! Ah, è arrivato il direttore Carlo Sanguetta! Prego, prego, accomodatevi! Prego, favorite, favorite, direttore! Favorite! È stato a voi? È arrivato il direttore! Io ho mandato a chiamare per forza, perché tale era il mio dovere. Sì, voi siete troppo sciolto, caro direttore, per l'avvenire, ma da sta giù accorto. Come? E chi le disse? Quattro infermiere. Sono arrivato pure quattro infermiere. No, però, come di consegno, però vi prego di non farli battere, perché sanno conviati, non sanno quello che fanno. Sì, alla fine se lo regalano uomini. Sì? Sì? Ah, sì, si capisce, sì. Si vengono con voi, allora bene, se no, la stanno le infermiere e ci mettono loro. Poi, a voi pure dovete, Voi siete infermieri e dovete stare alla vostra parte. È vero, direttore? Dico bene, direttore! Ma con chi stai parlando? Signor! Voi, che se non mi pigliano con cozza a me, oi! Statelo zitto! Capita sta cosa? Te ne immagino pazzi! Sì, ma non c'è paura, mi ha di usare in santo cosa di facciamo! È permesso? È permesso? Oh, direttore! Ah! Direttore, accomodatevi! Perché mi avete mandato a chiamare con tanta fretta? E me lo domandate. Carissimo, io direttore, non lo sapete fare. Guarda fa tutta la cosa. E vedete che se io vado a ricorrere, voi non guidate. Avete capito? E si capisce. Dice, ma io non so niente. Non è una bella ragione questa, Voi dovete stare più attenti, dovete essere più spenti. E che si tratta di io? Io non sono stato cinque, che diavolo? Aspetta, Don Felice, ma voi che state dicendo? Ma forse va pazza! Don Felice, aprite! Non lo guarda! State zitto! Direttore, all'uquato, facetemi sentire, hai stata la voce! Ma perché c'è un qua? Ma perché c'è questa voce? Ma voi veramente non sapete niente? Una buona funzione dei pazzi. Se ne sono scappato e sono venuto qua. Da buono questi pazzi. Ma chi sono questi pazzi? I pazzi? Con la male se muovono, insieme a Carli. Otello, o maggiore, e Don Enrico Massetti, o maestre, primo. Stanno qua! Stanno qua. Ma volete capire che a chi lo stanno meglio e voi? Possibile. Possibilissimo! Voi non siete venuti un po' allo stabilimento dei pazzi! Quella è una bella pensione! E questo che cos'è? Aprite queste porte! Esci.
Ma perché avete chiuso questa porta? Non veniva, che maniera è questa? Scusate. Non veniva che resta cosa? Ma perché mi avete chiuso la ditta? Signori miei, scusate, ma io pensavo che ero tutto quanto pazza. Ma come avete potuto credere a tutto questo? Sì, perché mi ha detto Ciccino nipote, può via che... Ah, una volta non stai capito cosa? Hai tenuto teneva una pensione, teneva 15 pazzi in cura. E lui, le mandai pure 10.000 lire per pagare l'annata anticipata. Hai capito tutte cose, poi? Ma tu po', perché ti volevi scusare della signora? Perché se lo dice? Non sanno che era pazzo, accontentiti? E io vi ringrazio assai, ma avete fatto mettere su un po' di tempo. Signori miei, scusate, ma qui siamo così. Scusate, ma io sono ammogliato, questa è mia moglie. Servirvi sempre. Favorirmi sempre, signore. Marito di doppiezza l'assassino che ci ha combinato. Ah, zizi, che stanno in 500 lire? Birbante Gagliota! Birbante Gagliota svergognato. Che non sei là. Come vedi, sappiamo tutto, abbiamo scoperto tutto. Ah! E ci sta voluto un'ora! Ma non guardate più! E lei che me l'ha fatta fare? Zizi, la verità, io avevo un sacco di debiti per Napoli e non sapendo come levarmeli, mi ho cercato quelle 10.000 lire inventandomi che mi servivano per pagare un'annata di pigione anticipata allo stabilimento. Perdonatemi, io non lo faccio più. Vabbè, dopo che gli perdonato, quello è gioventù. Ma alla fine poi non ha fatto un gran male, ha perdonato. Che dici? Va bene, però se ne devi con noi a Roccasecchia adesso sempre là, non si deve avere più. E se capisce, Sì, sono sempre là, non mi muovo più, meglio così. E quel giornalista? Io non lo conosco, non so chi è, io mi viene bene pure questo pazzo. Lo troverò io, permettete. Non Felipe, ma non partimi giù, ma che mi parti? Io non so se si può mancare la mano. Tutta a me, mannaggia la sorta mia, mannaggia. Ma allora non verrete al mio debutto? Ma quale debutto? Io me ne ho già sul nuovo paese, a Napoli, mi sono stunato. No, voi non potete partire senza vedere Napoli. Accompagnami capire sulla te, casina amica, e da porta per quartiere, alto solo non si vede, ma se vede tutto questo, e sarà nel finestre, e capisci come è bella, la città e non la si vede, come è bella, la città e non la si vede, come è bella, la città e non la si vede, non mi piace solamente, caro, e che sta bella, mortifico ogni giorno dalla mano che capita, che non tiene la coscienza, che non tiene la rispetta, come fa la vita giorno, guardi la sera, ma la volta a Margiolino, sempre tana, piena fretta, e si cinque la mattina, quando traffico permetta, ma è permesso tutte cose, no, perché pieno di ditta, ma perché si è sempre fatto, solamente per gli spiriti, per gli spiriti, per gli spiriti, e soltanto per gli spiriti, per gli spiriti, per gli spiriti, e soltanto per gli spiriti, non mi piace solamente, ma orgoglio che si prenda, se mortifico ogni giorno, e ritrovo giorno, ma nessuno può fare niente, se tu guarda la caramella, o per cose belle, la città è quella che è, come è bella, la
Signori e signori, la CTP, Associazione Culturale Teatro Popolare, vi ha presentato Omide per i Paz. Hanno curato gli adattamenti musicali Carmine Febbraio, Mauro Cavaliere. Hanno eseguito per noi e per voi Arturo De Rosa, Enrico Berciano, Gerardo Gallo, Michele Minieri. Sulla scenografia dello studio Eleandros si sono esibiti gli Scugnizzi, Luca Vitale, Giulia De Rosa e Sara De Rosa. Gli avventori Annalisa Staiano, Davide Davice, Elena Milati e Massimo Davice. Silvia Palumbo, Marcello Casa, Teresa Boccaccini, Tonino Cavaliere, Lara Di Martino, Luigi Iovino, Alessia Cimino, Giovanni Ammirati, Viola Malatore, Pino Vitale, Franco Staiano, Giuseppe Ammirati, Maria Rosaria Reale, Pino Palmieri, Ferdinando Donnarumma. Questo grazie a tutti i costumisti, a tutta la truccatrice, scenografia, eccetera, ma un applauso veramente di cuore lo merita il nostro amico Tommaso Donnarumma. Grazie. Ringrazio per la vostra presenza in sala, ringrazio gli amici miei del cielo trasfussionale, gli amici miei donatori di sangue che grazie a facciamo tanto del bene, fate tanto del bene. Grazie di cuore di quello che fate per noi dell'ospedale. Grazie a tutti, grazie.